Il ruolo di AGC Veneto oltre la crisi è il titolo del congresso regionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane che si è svolto il 23 maggio presso la Camera di Commercio di Padova. È stata l'occasione per analizzare la situazione economica regionale e lo stato di salute del mondo cooperativo, alle prese con una serie di importanti sfide, a partire da quella del percorso di alleanze con Coop Cooperative e Lega Coop Veneto, fino alla internazionalizzazione delle imprese. La presidente di AGCI, Olga Pegoraro, ha fatto il punto della situazione, illustrando risultati positivi e questioni ancora da risolvere e sottolineando come la cooperazione sia un valore per tutta l'economia, soprattutto in Veneto, dove l'associazione è in costante crescita. AGC Veneto sta facendo un momento di promozione di conoscenza per quanto riguarda la cooperazione, in quanto la cooperazione è riuscita in questo momento difficilissimo dell'economia a reggere l'urto e ad essere propositiva nei confronti dei suoi soci, dell'economia locale, di tutto il territorio. È riuscita, ripeto, a reggere l'urto, è riuscita a muoversi pur con enormi difficoltà e riappropriarsi anche di alcune fette di mercato. Cosa noi pensiamo di fare come AGC? Sempre più legare le nostre associate con il mondo imprenditoriale che le attornia, con la comunità europea, con le istituzioni, perché diventino riferimento e momento positivo per tutti noi. Il congresso ha visto anche la partecipazione del presidente nazionale di AGCI, Rosario Altieri, che ha spiegato come la cooperazione, anche durante la crisi, ha creato lavoro, soprattutto per categorie quali donne e giovani. Potendo contare sulla mancanza del conflitto tra il capitale e il lavoro, l'impresa cooperativa riesce ad essere più coesa e riesce quindi a rispondere meglio anche con qualche sacrificio da parte dei soci lavoratori alle difficoltà di un'economia. Lo abbiamo fatto, cercheremo di resistere ancora, anche se ci auguriamo che questa crisi possa cominciare ad allentare i suoi morsi. La gente tutta dovrebbe sapere che la ricchezza prodotta, gli utili prodotti da una cooperativa non vengono intascati dai soci, ma vengono riutilizzati nell'impresa. Nel momento in cui l'impresa cooperativa dovesse chiudere i battenti, dovesse smettere l'attività, il capitale, il patrimonio che nel frattempo è stato costituito non viene diviso fra i soci, ma viene devoluto agli enti mutualistici. Basterebbero solo queste due condizioni per far capire quanto si meritino qualche attenzione in più. Al congresso il presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato, ha sottolineato l'importanza di fare squadra. La Regione ha un occhio di attenzione per quanto riguarda tutto il settore cooperativistico, perché è un settore molto importante, oltre che creare occupazione, crea anche reddito. Ma soprattutto riesce in questo momento di difficoltà a fare sistema. Le cooperative da parte loro sono quelle che in questo momento di difficoltà possono farci uscire dalla crisi facendo squadra fra di loro, facendo in modo di mettere insieme tutte le forze produttive di questo territorio, di questo nostro Paese. Sono stati presenti anche l'assessore regionale a turismo e commercio, Marino Finozzi, che auspica sempre una maggiore presenza delle cooperative anche nel settore turismo, e Michele Pelloso della Direzione Regionale Industria e Artigianato, che ha parlato degli strumenti regionali a favore delle cooperative. Il presidente della Camera di Commercio, Fernando Ziglio, ha colto l'occasione per esprimere il suo giudizio sulla necessità di riformare le Camere di Commercio piuttosto che eliminarle, affinché il sistema diventi più efficiente ed efficace. Al termine del convegno è stato votato il nuovo Consiglio direttivo con la conferma della presidente Olga Pegoraro.